vincitore, 24 perdenti. I perdenti come li mangia a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. I'm American made, but like Chevrolet. My mama taught me wrong from right. I was born. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Formula 1 2011. Quest'oggi ci ritroviamo finalmente con il Gran Premio d'Italia per il Gran Premio di Monza, con 11 giri da affrontare con la nostra monoposto. Partiamo dalla quinta posizione questa volta. Come potete ben vedere sono riuscito a ottenere l'assetto giusto, poiché l'altra volta non sono riuscito a ottenerlo. Infatti eravamo catapultati all'interno delle ultime file in 17ª posizione, e adesso l'assetto potete notarlo, eccolo qua. Avevo prima iniziato a studiare un assetto, poi sono riuscito a effettuare dei miglioramenti, però adesso andiamo a analizzarlo più da vicino. Visto che il circuito di Monza, come dice la nostra descrizione, è uno dei circuiti più veloci, dove la temperatura dei pneumatici è molto ma molto elevata, soprattutto nei grandi rettilinei, dobbiamo ottenere una grande velocità di punta a scapito del carico aerodinamico, e quindi potete vedere un po' l'alettone è molto basso, quasi tocca a terra. Guardate un po', l'angolo dell'alettone è molto inferiore alla norma. In seguito la frenata è spostata sul posteriore in modo tale da ottenere un piccolo sovrasterzo per diverse chicane che sono davvero molto lente. La barra antirollio è posizionata verso l'esterno in modo tale da ottenere una trazione maggiore. Le sospensioni sono davvero molto rigide per ottenere quindi una sorta di velocità in curva notevole, e le marce sono impostate in una maniera molto ma molto più diversa dal solito. Infatti riusciamo a raggiungere i 365 km/h. Bene, allora diamo un'occhiatina alla nostra tattica gomme, diamo un'occhiata alla nostra strategia di gara. Allora, visto che ci sono 11 giri, le gomme, diamo un'occhiatina, sono all'87%, visto che le ho sfruttate un po' in qualifica. Credo che riusciranno a reggere per il quinto giro, perché non voglio sfruttare molti pneumatici ragazzi, come è successo nella gara precedente, e abbiamo forato una gomma, quindi è meglio fermarci al quinto giro. Allora, vediamo un po', se le gomme fossero state nuove allora avrei tentato il quarto giro, però meglio non rischiare. Allora, andiamo dal nostro caro ingegnere il Pelatone e entriamo all'interno della nostra griglia di partenza. Allora, vediamo un po' quello che riusciamo a fare all'interno di questo Gran Premio. Ci sono buonissime aspettative per fare meglio dell'altra volta e guadagnare qualche punto in classifica. Eccoci all'interno della griglia di partenza ragazzi, vediamo quello che riusciamo a combinare. Gran Premio di Monza, 3 semafori accesi, siamo all'interno della nostra scuderia di casa, forza, ed ecco che parte il Gran Premio con le autovetture che lasciano le loro postazioni. Weber, Vettel, Massa, ed ecco Fernando Alonso con la sua partenza magnifica tra le due Red Bull, imbottigliato in mezzo ai rottami. Vediamo quello che riusciamo a combinare. Ecco la prima chicane, Felipe Massa, attenzione accanto a noi. Vediamo un po' la nostra trazione magnifica ragazzi, guardate un po' dalla quinta posizione alla seconda posizione, Vettel davanti a noi. Vediamo che riusciamo a fare contro questo tedeschino con la sua Red Bull. Mamma mia ragazzi, prendiamo la scia ed ecco al passaggio all'esterno, attenzione in frenata, cerchiamo di superarlo, dannazione, anzi no, ce l'abbiamo fatta. Wow, credevo di non avercela fatta perché si stava per chiudere sulla destra. Magnifica partenza della Ferrari ragazzi, guardate un po' quello che siamo riusciti a fare dalla quinta posizione. Magnifica partenza, era proprio quello che ci meritavamo. Vediamo un po' di trattenere questa posizione, vediamo un po' carburante anche normale, non abbiamo spremuto tanto la nostra autovettura. Magnifici questi 8 cilindri Ferrari, infatti si sentono ragazzi. Abbiamo sprecato tutto il KERS, attenzione all'esterno. Wow, Vettel sempre col suo Red Bull. Mi pare a me che gli ha messo troppo le ali questa Red Bull ragazzi. Guardate un po' quello che è riuscito a fare, 33 centesimi di secondo dalla nostra autovettura, ed ecco che la classifica momentanea si è evoluta. Alonso, Vettel, Massa, Webber, in quinta posizione Michael Schumacher ragazzi, che si ritrova all'interno della quarta posizione. Forse alla partenza ho detto qualcosa di sbagliato, perché ci troviamo all'interno del Gran Premio di casa, ovviamente in Italia, la nostra scuderia. Abbiamo Montezemolo seduto in tribuna ragazzi, che si sta gustando la corsa con un bel pacchetto di popcorn in mano, e noi stiamo correndo per lui e tutta la scuderia e tutti voi che ci seguite. Allora, vediamo un po', eccoci qua.
prima chicane effettuata. Questa ragazzi è una chicane davvero molto complicata e ve lo assicuro, guardare dal vivo questa chicane è fantastico perché le autovetture sfrecciano a una velocità davvero minore alla norma ed è possibile vederla in tutto il loro splendore. Abbiamo migliorato anche il nostro tempo. Questa ragazzi è una curva dannata, questa che ho fatto adesso sulla sinistra, perché non sono mai riuscito a farla neanche in qualifica, beccavo sempre lo sterrato. In qualifica ragazzi, come ben sapete è suddivisa in 3 sezioni, è possibile effettuare diversi tempi per provare la vostra autovettura. In qualifica infatti, nelle prime 2 sezioni di qualifica ero riuscito a ottenere un fantastico tempo, infatti ero qualificato in prima posizione, so che non ci credete, però ci sono riuscito perché questo assetto ragazzi che sono riuscito a sviluppare è fantastico. Ho provato circa 1 ora e mezza in prove libere per migliorare ogni singolo dettaglio dell'alettone, della barra antirollio, delle marce, eccetera. E infine guardate un po' quello che siamo riusciti a ottenere, una velocità di punta che sfiora i 330 km/h ed è una velocità di poco fantastica per questo circuito che detiene il record mondiale di velocità massima. E così all'interno della terza sezione di qualifica ora il DRS può essere utilizzato. perfetto, il DRS può essere utilizzato e questa cosa mi preoccupa, quindi attiviamo un po' la miscela elevata perché gli istruzioni dietro lo possono attivare e quindi stiamo molto attenti. Rimettiamo la miscela normale, adesso che abbiamo sbizzarrito il nostro motore facendo sputare un bel po' di fumo e vi dicevo, all'interno della terza sezione delle qualifiche mi sono qualificato alla quinta posizione. Però la nostra trazione ragazzi magnifica, dovuta alla barra antirollio che è stata funzionata davvero molto alta, ci ha garantito questa ottima performance. Allora attenzione a questa curvona ragazzi, affrontiamola davvero a una velocità davvero inferiore. Allora continua la nostra sgaloppata verso il traguardo e verso la coppa e quindi verso i 25 punti. Alonso, Vettel, Webber. Adesso che ho detto 25 punti mi sono ricordato ragazzi che all'interno dello scorso Gran Premio Alonso nella realtà è riuscito a ottenere una fantastica vittoria ragazzi, 25 punti in casa Ferrari e speriamo che riesca a ripetersi. Davvero una gara magnifica, non me l'aspettavo che arrivasse primo, però fantastico davvero, meglio per tutti. Attenzione, abbiamo falciato un po' di erba, ci daranno il conto a fine gara. Vediamo un po' ragazzi adesso di studiare la strategia dei nostri avversari, perché ovviamente l'unica strategia possibile è quella delle gomme, quindi vediamo un po' quello che faranno. Chi si fermerà al quarto giro, vediamo se il nostro ingegnere oltre di dire stronzate alla radio dirà qualcosa di importante, se si fermerà qualcuno. Diamo un'occhiatina alla pit lane, ecco si è fermato qualcuno, Webber mi sembra che si è fermato sulla destra, speriamo per un problema meccanico e non per un problema di gomme. Intanto guardate quanto vantaggio che riusciamo a ottenere, guardate quanto siamo veloci con questa fantastica autovettura, si fa sentire il buon assetto con l'autovettura, la mente e il braccio sono perfetti. Speriamo che le gomme reggano ancora un po' ragazzi, la gomma anteriore sinistra mi preoccupa, è la gomma che viene sfruttata di più. Quindi andiamo avanti, spero che il motore non si riscaldi così tanto, anche perché qui si muore di caldo ragazzi, speriamo che il motore non infiammi. Attenzione, ecco qua, abbiamo di dietro Button, Jenson Button, e infatti Webber si è fermato ragazzi, avevo notato giusto. Allora, miscela standard, perfetto, abbiamo caricato all'interno del nostro motore circa 12 litri di carburante, sì 12 litri di carburante per 12 giri. Vediamo un po', ecco Jenson Button che continua a starci alle costole ragazzi, questa difficoltà potete vedere che dobbiamo stare sempre un po' più in tensione perché abbiamo sempre un corpo messo sulla spalla che continua a beccarci, come per esempio Jenson Button dietro di noi per adesso. Abbiamo tutto il tutto il KERS ragazzi, quindi possiamo spremerlo all'interno di questo rettilineo per guadagnare un po' di velocità sul nostro ragazzone che può utilizzare il suo DRS e noi lo possiamo fare ovviamente in prima posizione. Vediamo un po' se al quarto giro qualcuno si fermerà. Diamo un'occhiatina, vediamo. Ecco Felipe Massa. Entra ai box alla fine del giro, ripeto, rientra alla fine del giro. Rientriamo alla fine del giro se ne usciamo vivi ragazzi, guardate un po' Jenson Button dietro di noi che continua a scalciare. Felipe si sta fermando ora, Felipe è ai box. Felipe è ai box, benissimo, Felipe è ai box, potrà recuperare dopo di noi. Ci siamo fermati un po' all'interno di questa ultima curva, abbiamo sprecato tutto il KERS ragazzi, perché praticamente per tenere Jenson Button con il suo alettone posteriore ormai abbassato è davvero molto duro. Attenzione, dietro di noi continua a rompere le scatole. E ricordo ragazzi che nel DRS non solo l'alettone posteriore viene abbassato, cioè fa guadagnare quei 20-30 km/h grazie al recupero di aria, ma anche l'alettone anteriore fa il suo sporco gioco, ovvero è forse una delle parti più importanti, ovvero che fa trasferire l'aria dall'alettone anteriore a quello posteriore, non essendoci quella barra
alluminio, credo, all'interno dell'alettone posteriore, si riesce a guadagnare quindi questa velocità massima aggiunta. Attenzione a Jenson Button sulla Ora devi sinistra, effettuare ecco, ci ha il superato in pit stop. frenata, dannato Jenson Button, attenzione, vediamo di riprenderlo, maledizione, la McLaren riesce a superare Fernando Alonso tramutato in Edward Van Helgen, vediamo quello che riusciamo a fare, velocità massima a tutta forza ragazzi, prendiamo la sua scia, prendi la scia, ecco sulla destra all'esterno, maledizione, ecco Jenson Button continua in accelerazione, vediamo quello che riusciamo a fare, dobbiamo entrare ai box, una lotta all'ultimo sangue ragazzi, vediamo quello che farà Jenson Button, si fermerà anche lui ai box, non prende la strada dei box, continua dritto verso il suo traguardo, maledizione ragazzi, ci ha superato alla fine, però ragazzi siamo più veloci, possiamo superarlo, un piccolo errore è stato, ecco qua i nostri meccanici ci hanno portato un bel caffè, perfetto, teniamoci su col caffè, 4 secondi, guardate che velocità questi meccanici ragazzi, fantastici questi meccanici Ferrari, mamma mia, hanno le mani continuamente unte d'olio, hanno una velocità in quelle mani magnifica. Quarta posizione, abbiamo perso solo 3 posti, ecco dalla pit lane usciamo vincitori, vediamo un po', Jenson Button si dovrà fermare, brutto stronzone. Non sono previste altre soste ai box, cerca di preservare i pneumatici. Sì, preserviamo i pneumatici, visto che per adesso li abbiamo usciti dal circolo polare artico, sono stati per adesso importati dal polo sud ragazzi, e quindi ecco qua sono congelati, dobbiamo riscaldarli un po' in rettilineo. Allora, di resta davanti a noi e Webber ancora dietro di noi, quindi abbiamo un bel po' di cose da fare. Devi andare più forte, la vettura alle tue spalle si Devo andare più avvicina. forte, se non continui a rompere le scatole brutto stronzone e a parlarmi nelle orecchie con questa voce cercherò di farlo. Quindi vediamo un po' che abbiamo di dietro. Webber con la sua Toro Rosso, ma non ci supererà mai ragazzi, vediamo un po'. Abbiamo ancora 5 giri a disposizione, vediamo se la strategia l'abbiamo indovinata, ma a quanto pare ci sono buoni propositi. Ehi, attenzione, Alonso, Webber, Massa ancora dietro di noi, vediamo se riusciamo a tenere un po' di KERS per il rettilineo finale. Andiamo, vediamo un po' se Jenson Button si è fermato ragazzi, ci sarà una lotta alla pit lane adesso, cerchiamo di non perdere la posizione con questo stronzone di dietro di Webber, vediamo un po'. Come avete potuto vedere Monza è un circuito fantastico ragazzi, vi consiglio se avete la possibilità di andare a vedere il prossimo Gran Premio, cercherò di andarci, però fantastico davvero, perché la velocità su questo Gran Premio è fantastica, si raggiungono velocità inaudite. Il pilota di fronte a te ha appena montato delle coperture dure, ha intenzione di effettuare uno stint lungo. Uno split lungo, benissimo, Kobayashi cerca di fare uno bello split lungo, Kobayashi pilota scandinavo che se lo ritroviamo davanti. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, non so davvero come sono riuscito a tenere l'autovettura in mano, ecco il ragazzone con la bandierina verde, mamma mia che paura ragazzi, quasi all'ultimo giro abbiamo sporcato un pochino i pneumatici, attenzione ci hanno investito, stronzoni, che caspita è stato, diamo un'occhiatina all'alettone posteriore, tutto a posto, Jenson Button è riuscito a fermarsi e quindi a ripartire prima di noi, vediamo se riusciamo a recuperare un po' su di lui, ma sarà dura ragazzi, quindi può succedere di tutto ragazzi, può essere che anche a Jenson Button gli venga un mal di testa, non ci vede più e va a sbattere in un muro, oppure che gli arriva dalla tribuna una chiave inglese in testa e se ne va a quel paese, e quindi riusciamo a guadagnare la nostra posizione con il nostro Fernando Alonso posseduto da Edward Van Helgen. Vediamo un po', ok, fantastico. Perfetto, allora vediamo un po' dove si ritrova Vettel, quarta posizione. Vettel? Wow, Vettel è riuscito a superare Webber, mamma mia. Jenson Button che si sta fermando di nuovo ai box. Ah no, si è fermato il primo in classifica, ovvero Kobayashi, pilota scandinavo. È un nome un po' strano però ragazzi, ve lo giuro, è scandinavo. Andiamo avanti, ecco si è fermato anche Vettel, benissimo, sta per uscire il pilota alla pit lane, eccolo qui, guardatelo un po', si è fregato la Mercedes MLG che trovavamo là vicino. Allora, 331 km/h, cerchiamo di non fare Ora ti trovi in seconda posizione. cerchiamo di non fare stronzatini ragazzi in queste ultime curve. Jenson Button in prima posizione dopo che ci ha superato proprio stronzone. Però ragazzi, fantastica partenza, ve lo dico, questo assetto che sono riuscito a studiare, vedete un po' quando riesco ad avere un bel po' di tempo per studiare l'assetto, che paura. È difficile tenere la macchina in queste condizioni di difficoltà ragazzi. Quando ho un po' di tempo, un bel po' di tempo per studiare l'assetto, quando un po' i risultati si fanno sentire. Ma questa difficoltà, ve lo giuro ragazzi, è la più difficile, ma impossibile guidare a queste condizioni con un'auto un po' più scarsa del solito, quindi dobbiamo avere un assetto fantastico e un'autovettura fantastica per mantenere queste condizioni. Felipe Massa, il nostro compagno di squadra, con i suoi 8 cilindri continua a spingere dietro di noi con il DRS. Vediamo un po', ecco un'altra curvona. Benissimo. 1.533, stiamo migliorando, abbiamo 8 secondi di svantaggio su Jenson Button e ci credo dopo quell'erroraccio all'inizio. Attenzione, maledizione.
Ragazzi, la campanatura è stata impostata in maniera irregolare questa volta per ottenere un bel po' di vantaggio nelle curve che ritroviamo veloci, quindi la stabilità del rettilineo è diminuita. Allora andiamo, vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Wow, Hamilton, è che non lo vedevo da un po', ragazzi, ma avete visto Hamilton, ragazzi, all'interno dell'ultima gara? 17° posto mi sembra. Ha avuto dei problemi, non ricordo, mi sembra il pit stop, e adesso lo ritroviamo al 4° posto. Wow, vediamo un po', Jenson Button, Alonso, Massa, vediamo se riusciamo a guadagnare questi. Vediamo un po', facciamo un paio di conti, questi 40 punti alla scuderia con il nostro ragazzone Massa che ha la terza posizione in mano. Allora, vediamo un po', 1.23.912, miglioriamo sempre il nostro tempo, però Jenson Button va come un treno in avanti. Allora, 2 giri da fare, ragazzi. Ho visto che Magic vi sta piacendo, Magic, il gioco di carte 2013, perché ho visto numerosi commenti positivi. Comunque ancora non effettuerò una vera e propria serie perché aspetterò diversi commenti, quindi ho effettuato circa 700 visualizzazioni, cercherò di farne ancora di più per sapere quindi più opinioni possibili su questo game, quindi se vi piacerà. Comunque i propositi sono abbastanza buoni, cioè, ho visto che vi è piaciuto, soprattutto quella era una versione pro, ovvero la demo, non si vedeva quasi niente del gioco, carte predefinite, avversari predefiniti, ma il bello sarà nel momento in cui andremo a giocare con un vero e proprio avversario in carne e ossa in multiplayer, e quello sì che sarà una vera e propria sfida, ragazzi. Quindi se inizierò il gameplay, e probabilmente lo farò la campagna ovviamente nel gioco per andare avanti. Continua a spingere, sei tra i piloti più veloci. Grazie amico per il tuo costante incoraggiamento, il carburante, tutto a posto, 2 giri alla fine. Come vi dicevo, effettuerò la campagna in single player, probabilmente come Shogun, ragazzi. Su Shogun ho fatto la campagna in single player che è stata accompagnata dai multiplayer. Poi i multiplayer hanno risucchiato la campagna perché ovviamente è terminata la campagna, i multiplayer sono rimasti e continueranno, ragazzi, perché come potete vedere carico circa 3 gameplay di Shogun Total War, Shogun 2 Total War alla settimana, sia live che registrate, e comunque sono sempre belli da vedere, delle partite online sono sempre belle da vedere, e la stessa cosa avverrà su Magic. Allora, ho visto che qualcuno di voi mi ha chiesto di giocare su Magic insieme, ed è una cosa che farò ovviamente. Basta che mi scrivete il vostro nome di Steam, ragazzi, nei commenti, io vi aggiungerò e ci faremo qualche bella partitina. Vediamo un po', 12 secondi guadagnati, mamma mia, del Jenson Button. Che caspita su quel motore, ragazzi, che la McLaren Abarth, che mamma mia truccata, che come caspita ha fatto a guadagnare tutto questo vantaggio, anche se non è molto lontano da noi, perché noi abbiamo effettuato anche qualche errore, ci siamo fermati prima di lui e ci sono state davvero molte contrapposizioni, però dai, ci possiamo ritenere soddisfatti. Attenzione che ancora non è detto, ragazzi, non vorrei parlare prima per poi investire. Infatti guardate qua, Felipe Massa dietro di noi. Attenzione, fate parte della stessa Che scuderia. mi interessa della stessa scuderia, io mi devo guadagnare la mia bella seconda posizione, devo fare una bella figura. Sempre questo ingegnere rompipalle, ragazzi, che rompe le scatole. Avanti, non sforziamo molto il motore, vediamo un po', abbiamo carburante a sufficienza per girare con la miscela elevata, benissimo, giriamo con la miscela elevata, altrimenti chiamiamo il numero verde per portare qui il carro attrezzi. Allora, Pirelli, sempre questi sponsor sopra la nostra testina. Abbiamo un distacco di 1 secondo da Come? Hamilton. No, maledizione, ho sentito Hamilton e ho detto che cos'è, ho guardato la classifica e ho visto che Hamilton ha superato il nostro Felipe Massa, dannazione McLaren dei miei stivali, ci ha superato. Anzi, ci ha superato perché siamo della stessa scuderia, adesso sì che me la posso tenere questa battuta, maledizione, guardate un po' come ha fatto Felipe Massa, però attenzione che questo Hamilton alla fine mi supera anche a me, appena mi passi accanto ti prendo a testate. Vediamo un po', mettiamo la miscela normale, ragazzi, perché qua mi spavento con questo carburante che fa il doppio gioco, perché qua non è mai possibile tenere il carburante. Abbiamo scritto lì più un giro e abbiamo il nostro carburante che inizia a sgocciolare dal fuori dalla vettura. Jenson Button, complimenti stronzone perché mi hai superato all'interno di quella curva, ti avevo quasi preso se non c'erano in box. Comunque complimenti, ragazzi, anche grazie ai nostri meccanici, 4 secondi. Spero che il video vi sia piaciuto. Seconda posizione per il nostro Fernando Alonso, vedete un po' quello che siamo riusciti a ottenere con il giusto assetto, le giuste gomme, la giusta strategia, tutto giusto, ragazzi, ci stava questo secondo posto, 3 posizioni guadagnate. Vediamo un po' il nostro ingegnere che urla. Secondo posto, una prestazione davvero Bene, eccellente. bene. Allora, vediamo un po', 18 punti per la nostra scuderia, ragazzi, perfetto. Vediamo un po', allora, Button, Alonso, Hamilton, la McLaren non mi sta piacendo, guardate un po' quanti punti è riuscita ad accumulare. Kobayashi, vediamo un po' se è vero, Kobayashi, no ragazzi, ma Kobayashi, Sauber, è giapponese, allora quell'altro come si chiamava? Mi sono confuso.
Kovalainen. Mi sono confuso ragazzi tra Kobayashi e Kovalainen. Per quanto riguarda la nazionalità. Quarto posto ragazzi, ecco qua la nostra classifica piloti, date una bella occhiatina o stoppate il video, ecco qui. Quarto posto, 43 punti Jenson Button, non mi sta piacendo questo stronzone, dobbiamo finirlo. Diamo un'occhiatina in basso, Barrichello addio, 0 punti, vediamo un po' nella classifica. Costruttori, ce la stiamo giocando ragazzi, seconda posizione. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti!